Maker Faire 2018 che lo sta nel Messaggero con il professor Bruno Siciliano, ordinario di robotica alla Federico II di Napoli e curatore di tutta l'area di robotica qui a Maker Faire. Una conferma dall'anno scorso e un comparto in espansione qui a Maker Faire. Assolutamente, l'anno scorso è nata quasi come una scommessa perché noi stessi che facciamo ricerca in robotica nei vari, tengo a dire che la comunità robotica italiana è tra le prime in Europa, tra le prime al mondo, per cui guardavamo sempre al Maker Faire solo da un punto di vista hobbistico, come se i prototipi sviluppati nei nostri laboratori non fossero di interesse. Invece la scommessa è andata l'anno scorso perché abbiamo invitato 15 laboratori di punta dei centri di ricerca italiani e c'è stata una reazione non solo in termini di adesioni ma anche di interesse. In realtà quello che è avvenuto è quello di colmare quello che è un gap naturale tra chi fa tecnologia, i makers a livello hobbistico e chi con la stessa creatività che poi hanno i makers lo fa a livello di laboratorio. Per cui io sono addirittura al corrente che si sono creati dei contatti tra sviluppatori, gente appassionata di tecnologia e qualcuno di loro addirittura è stato reclutato nei laboratori, anche perché parecchi questi gruppi di ricerca hanno start-up e quindi una start-up ha bisogno proprio di quel profilo professionale. Quest'anno la scommessa è stata raddoppiata, siamo andati al raddoppio del piatto. La robotica ha vissuto in questi ultimi anni un grosso momento di espansione. Io come sono solito dire nelle mie conferenze divulgative, ogni progresso ulteriore non avverrà all'interno della nostra comunità, ma avverrà ai crocevia con altre comunità. Quindi ci sono applicazioni mediche, sono applicazioni biologiche, applicazioni in campo neuroscientifico, applicazioni per il food, anche la food technology. Il food ora è il quarto mercato mondiale della robotica. E quindi è chiaro che un'occasione come il Maker Faire si presta naturalmente a questo aspetto di contaminazione e la risposta che c'è stata ieri con le scuole è stata i miei che dello stand del centro Icaros erano oberati perché c'erano i ragazzini che con il simulatore virtuale hanno praticamente simulato il fatto di fare un'operazione chirurgica con un'interfaccia aptica e questa è di grossa presa, anche perché secondo me l'Europa, in particolare l'Italia, deve investire sui giovani e la robotica si presta per questo investimento a forte gradiente tecnologico. Dal punto di vista di Maker Faire della robotica, anche un'occasione per portare questa tematica, questi nuovi strumenti a un numero sempre più ampio di persone. C'è una sorta di timore reverenziale nei confronti. Assolutamente, questo è proprio legato all'accettabilità. Devo dire che i dati ultimi, proprio degli ultimi 2-3 anni, dimostrano perché fino a 5-10 anni fa i robot venivano accettati dalla società solo in società tipo il Giappone, dove c'è una matrice sociale, culturale e anche religiosa con lo shintoismo nell'accettare il fatto di coabitare degli spazi con delle macchine. Anche per cartoni animati anni 80 dove i robot erano... Assolutamente, noi invece abbiamo una certa riluttanza, nel senso che in qualche modo pensiamo che l'oggetto, la macchina, debba essere tipo uno smartphone, tipo un tablet, no? Cioè non debba avere le sembianze antropomorfe o zoomorfe. Questa cosa sta via via cambiando e la misura in cui noi ci siamo accorti nell'interazione sociale, nel senso che ci sono dei robot che sono dei robot companion con cui le persone, e non parlo solo delle persone che hanno bisogno di assistenza sociale, per esempio gli anziani oppure i bambini, il robot babysitter, ma anche le persone normali, in qualche modo hanno cominciato a scoprire che ci si può divertire, si può interagire socialmente con una macchina, con un robot, indipendentemente dal suo aspetto esteriore. Quindi un'occasione come il Maker Faire è importante perché qua ci sono i bambini, i ragazzi e ci sono anche i genitori. Immaginando un futuro di interazione uomo-robot, sì. Cosa possiamo immaginare? Non dobbiamo avere paura perché così è la stessa cosa quando è avvenuto internet, cioè tutte le grosse rivoluzioni tecnologiche in qualche modo all'inizio portano un momento, anch'io sono stato resiliente ad avere uno smartphone fino a 2-3 anni fa, poi mi sono reso conto che ero totalmente tagliato fuori dalla comunicazione di famiglia, per cui con i mezzi convenzionali, le telefonate, gli SMS e l'email ero ignorato. E per cui ovviamente ora sono diventato utente molto più sviluppato, anche perché poi da buon ingegnere a quel punto se mi metti uno strumento tecnologico è questo. E una istanza in cui si percepisce proprio questo fatto dell'accettabilità è in campo medico, sia in campo chirurgico che in campo riabilitativo. Per esempio in campo chirurgico ora la maggioranza delle operazioni in campo urologico e ginecologico viene fatta con un robot. Perché? Perché è più preciso e più accurato.
abbatte i tempi di ricovero e i tempi di recupero, diciamo, clinico dopo l'operazione. C'è comunque una riluttanza perché le persone pensano: ma io voglio essere operato dal chirurgo perché il chirurgo è più bravo della macchina, perché è possibile che venga operato, diciamo, dal robot. In realtà non è che il robot fa l'operazione, ma il robot è un ausilio tecnologico che consente a un chirurgo, anche magari un po' stanco, anche magari un po' stressato, anche magari non in vena, grazie alla diciamo, potenzialità dei sensi. In questo caso parliamo, diciamo, di visione fondamentalmente, però nei prossimi 5 anni ci sarà anche il senso, diciamo, della percezione tattile, quindi consente a un chirurgo anche al chirurgo medio di fare un'operazione in maniera più precisa, quindi senza andare necessariamente ad illuminare, e questa percezione sta cambiando nelle persone.